Ennesima grande impresa per l'agrigentina Giusy Parolino nel lancio del giavellotto. La forte atleta si è imposta ad Arezzo conquistando la medaglia d'oro tricolore ed ha portato a casa anche il titolo di campionessa italiana. In un anno difficile che ha segnato la storia dell'umanità con un evento terribile come il Covid-19, i nostri atleti siciliani portano a casa un grosso bottino conquistando 27 prestigiose medaglie nazionali, 15 d'oro, 7 d'argento e 9 di bronzo. Vittoria schiacciante quella della Parolino che si aggiudica il gradino più alto del podio, nonostante le discutibili misurazioni da parte dei giudici di caduta che hanno creato non pochi malumori nelle pedane dei lanci. Gara veramente difficile, gareggiare al mattino presto con un fastidioso freddo non è facile, dice l'atleta. Come se non bastasse a rendere impegnativa la competizione, il tanto nervosismo e la poca concentrazione in pedana da parte di tutti i giavellottisti, penalizzati da inesattezze sulle misurazioni e da ingiusti nulli di caduta. I miei complimenti alla città d'Arezzo che ci ha ospitato, agli organizzatori della manifestazione e a tutti gli atleti in gara, continua la pluripremiata giavellottista. E soprattutto congratulazioni ai valorosi siciliani che hanno portato a casa tanti grandi risultati.